Oggi è un giorno speciale, è un altro passo in più per la nostra azienda, per il nostro territorio. Inauguriamo il primo percorso della viticoltura di Asolo, che è anche un percorso della nostra famiglia. Un cammino lungo poco più di 1 chilometro, fortemente voluto dalla famiglia Dal Bello, titolare della cantina che oggi rappresenta un'eccellenza dell'Asolo Prosecco di OCG, per celebrare le colline e condividere l'eccezionale patrimonio storico-culturale ed enogastronomico. A tenere a battesimo il percorso, benedetto dai frati cappuccini di Sant'Anna, Gabriella Dorio, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles nel 1984. Il sentiero si snoda sul Colle Sant'Anna tra vigneti, ulivi e ciliegi di proprietà della famiglia da 3 generazioni. Bravo. Ed è qui che conduce il percorso, al Canevon, la casa natale risalente a 3 secoli fa, qui dove tutto ebbe inizio e dove tutto è rimasto intatto agli anni 50. Grande l'emozione di riaprire davanti a tutti un autentico scrigno del passato. Questo luogo rappresenta la nostra origine, la storia del 1906. Il nonno Dal Bello Giuseppe qui produceva il vino. Noi veniamo dalla povertà alla mezzadria. Poi con gli anni 50 mio papà ha iniziato a muoversi, ha iniziato a fare l'imprenditore. E poi siamo arrivati agli anni 2000 e così avanti. Questa è la filiera di una famiglia, di una storia che rappresenta il territorio, che lo fa ogni giorno con passione questo mestiere. Il progetto della famiglia Dal Bello è rendere fruibile il casolare ai visitatori e agli ospiti della cantina. Noi cercheremo con questo di avvicinare tutte le persone che abbiamo conosciuto in questi anni, sia qua in Veneto, in Italia, in Europa e all'estero, e poi riuscire a convincerle di fare uno sforzo di venirci a trovare, di vivere un giorno in casa con noi, di vivere un giorno in una casa asolana, di una famiglia asolana, che è la vita quotidiana di quello che è il tempo, la cultura di un tempo. Immergersi in questo percorso significa farsi trasportare dalla storia, dalla tradizione, ma anche dalla biodiversità di un luogo eccezionale.